Bentrovati a Edicola Friuli. Oggi venerdì 4 maggio andremo a Pavia di Udine, ma prima di metterci in marcia, ecco che cosa pubblica oggi il settimanale Il Friuli. Partiamo dalla copertina, una copertina cinematografica, perché il Friuli è un po' la nuova Hollywood. Viviamo in un film, perché le case cinematografiche scelgono la nostra regione come set, la mappa dei luoghi friulani finiti sul grande schermo. Ovviamente il Friuli non è la prima volta che diviene un set cinematografico, però negli ultimi tempi sta vivendo una vera e propria rinascita. Il Friuli è la nuova Hollywood, varietà del paesaggio in una manciata di chilometri, tecnici preparati e comunità accoglienti. Questi sono gli ingredienti segreti che convincono le produzioni nazionali appunto a scegliere la nostra regione per realizzare nuovi film e nuove serie come Montalbano, che appunto ha fatto un salto in Friuli con le sue indagini, e Bello Sguardo, questo paese di fantasia che fa da sfondo alle vicende del commissario più amato dagli italiani, è diventato un po' Venzone, un po' Cividale, un po' anche Pavia di Udine, proprio dove oggi andremo con la nostra edicola. Qui abbiamo un breve un riassunto, diciamo, di quelle che sono alcune delle produzioni più recenti, ma anche quelle del passato, ricordando il film di Mario Monicelli del 59, La Grande Guerra. Però non voglio svelarvi troppo, così potete consultare la mappa a casa da soli. Quando piansi per Aldo Moro ho selezionato anche questo articolo perché siamo alla vigilia di un importante anniversario, il 40° dalla morte dello statista democristiano assassinato dalle BR, e qui c'è il ricordo di chi lo conobbe di persona, un uomo naturalmente elegantissimo. Il ricordo è di Ferruccio Tassin, insegnante e storico, che parla di questa ricorrenza raccontando i propri sentimenti e le proprie emozioni anche 40 anni dopo appunto la tragica fine di Aldo Moro. Proseguiamo. Si parla di una malattia a cui nessuno credeva, questo è il titolo scelto. Il nome di questa malattia è endometriosi, una patologia femminile che colpisce una friulana su 10 e provoca dolori e disturbi cronici. In passato però, prima del suo riconoscimento, l'endometriosi era una malattia appunto sconosciuta. Le donne che ne soffrivano venivano snobbate dal sistema sanitario, e qui c'è la testimonianza di Sonia Manente che racconta appunto la sua esperienza. Ed eccoci arrivati nella pagina della cultura. Onore ai padri dell'identità friulana. La Settimana de Culture Furlane dal 10 al 20 maggio propone 130 appuntamenti in oltre 70 località del Friuli per ricordare le personalità che hanno valorizzato la nostra civiltà. E quindi insomma qui abbiamo un ricco calendario, un riassunto di quello che è il ricco calendario di questa settimana interamente dedicata alla nostra cultura. E infine, oltre a ricordarvi che all'interno del settimanale Il Friuli trovate l'intero palinsesto di Telefriuli, nonché tutti gli appuntamenti previsti in regione per questa settimana, dal cinema al teatro, musica, incontri e mostre, ecco arrivati in fondo al settimanale con la bandiera del Friuli, quelli con la bandiera nel cuore. Continuate a mandare le vostre immagini, le vostre foto da ogni parte del mondo, dove volete, oppure anche, come vedete, Ugo da Resia, anche con i vostri amici a quattro zampe e con la bandiera del Friuli. Attualmente i corregionali residenti all'estero sono oltre 176.000, la gran parte sono friulani, la vecchia e nuova emigrazione però non spezza il filo dell'identità. E adesso invece partiamo, andiamo alla volta di Pavia di Udine a conoscere un nuovo edicolante. Venite con noi. Ben ritrovati a Edicola Friuli. Oggi siamo qui in via Roma, a Pavia di Udine, accanto a me Ghena Venica, che da luglio dello scorso anno ha preso in mano questa attività e ha aperto l'edicola, e che poi attività che nei mesi successivi si è ampliata, e adesso lei ci spiega come. Sì, ho rilevato questa attività a luglio per quanto riguarda il tabacchino e l'edicola, e poi a settembre abbiamo ampliato prendendo anche la parte del bar. Quindi siete un'edicola bar, una formula vincente e anche collaudata. In molti paesi abbiamo trovato questo abbinamento. Sì, funziona bene, e poi comunque abbiamo anche la parte del tabacchino come ricevitoria del lotto,
e è un buon abbinamento. Quindi insomma uno può venire qui, leggersi il giornale, sorseggiare un buon caffè in compagnia, perché poi sappiamo che le edicole in paese sono anche un'occasione, un posto dove fare comunità. Sì, no, beh, quello sì, sicuramente, anche perché qua a Pavia è l'unica che c'è, quindi diventa anche un punto di ritrovo, essendo anche il bar. Ovviamente accanto a, diciamo, ai prodotti dell'editoria e al bar ci sono anche altre piccole attenzioni che tu dedichi alla clientela, magari insomma più anziana o che ha bisogno di qualcosa nell'immediato senza dover prendere la macchina. Sì, noi teniamo qualche prodotto di pulizia per la casa, appunto per agevolare chi non ha la macchina o a chi manca solo un prodotto e non vuole stare a spostarsi, e quindi può trovare qualcosa sul momento. Allora, tu sei di Percoto, originaria, quindi insomma però conosci bene la zona. Com'è stato l'impatto così aprendo questa attività in centro paese e poi anche col fatto che l'hai ampliato, anche se vieni da un'esperienza simile? Sì, sì, sì. Ma l'impatto buono, facilitato forse dal fatto che abitando qua vicino conoscevo già diverse persone. E sono stata aiutata dai clienti che comunque sì, si sono resi... Che si sentono a casa e ti hanno fatto sentire a casa. No, infatti, esatto, sì. Senti, questa settimana sulla copertina del Friuli è dedicata insomma alla nostra regione che diciamo per tanto tempo insomma nessuno neanche sapeva dov'era quasi il Friuli, si può dire, insomma so che è una generalizzazione, però accadeva spesso e volentieri così, e invece adesso il Friuli è diventato un set cinematografico accattivante e vuole il caso che proprio Pavia di Udine sia anche stata una location scelta da Montalbano. Esattamente tu sai dov'è il posto? Sì, so dov'è la villa perché è vicino a casa mia. Non ho seguito, ho visto... Erano set blindatissimi. Esatto, infatti era tutto chiuso. E beh, una buona pubblicità. Sì, è una buona vetrina, e poi abbiamo visto, cioè passando, insomma ci sono tante ville anche qui molto belle. Nel comune ci sono tante ville che infatti anche quando fanno ville aperte puoi fare il giro, vedere, visitare. Ci sono diverse ville antiche molto belle. Realtà storiche interessanti. Esatto. Insomma, Zingaretti e Montalbano non si è visto. Non abbiamo visto. No. Però un caffè, la prossima volta che torna qua un caffè, insomma, bisogna venire a berlo qua. Esatto, sì. Tu vieni da Medea, ci sono posti insomma che potrebbero essere anche nascosti nella nostra regione, che potrebbero essere effettivamente dei buoni teatri? Beh, Medea è stato, diciamo, come posso dire, c'è stata la Grande Guerra lì e Medea è uno dei spettacoli maggiori, con le trincee e tutto, e sinceramente il Colle è uno dei posti più belli da visitare secondo me. Poi io sono di parte, per l'amor di Dio, però come trincee, come tutto, ti fa rivivere ambientazioni storiche, spettacolari, sensazioni stranissime che ho provato in prima persona. Beh, siamo anche insomma nel periodo, no, del centenario di questa guerra, che forse per le generazioni come la tua, anche la mia, insomma, appare qualcosa di molto lontano, però effettivamente andare in questi posti trasmette qualcosa. Ti fa rivivere proprio ambiente, cioè ti dà delle sensazioni stranissime, anche e soprattutto entrare nelle trincee. Cioè andare nel mezzo, vedere, girare, vedere l'osservatorio del re. Ti dà strane sensazioni. Poi c'è la Rapacis anche, che è molto famoso quindi sono valorizzati bene questi beni, che sono poi dei musei a cielo aperto. Sì. E Ghena insomma ha rilanciato questa attività che poi è un punto di ritrovo anche per voi del paese. Io prendo il giornale, bevo un caffè, ti troviamo qua qualcuno. Adesso non c'è È presto insomma a quest'ora, però insomma è importante. Sì, tra l'altro il tempo oggi non è della nostra, però è un bel punto di ritrovo per voi che... Insomma, a me, io mi trovo bene, vengo sempre qua. Era un locale che era sotto zero, mal gestito, mal funzionante, male con tante cose. Ghena è arrivata qua con tanta buona volontà e capacità, ha richiamato tutti i vecchi clienti, compreso me, il signore che è lì e tutti gli altri amici. È bello ritrovarsi poi, no? In un punto di ritrovo. E non c'è bisogno di dare appuntamenti, c'è solo dire ci vediamo e si sa dove ci si vede. Questa è la più bella cosa che possa essere.
Siamo con la signora Oriana del panificio Puppo, è una comunità insomma Un paese ancora abbastanza unito, direi. Ci si conosce tutti, per cui è bello perché la frequentazione anche dei locali, perlomeno quando si entra l'uno nell'altro o viceversa, insomma c'è sempre questo sorriso pronto, ma perché proprio c'è la parola, ci sono i discorsi, ci sono le varie affinità insomma che ci sono, quindi sì, è bello vivere la realtà del paese, secondo insomma me. questi sono proprio i vantaggi anche di vivere in paese. È diventato un pochino più complicato perché i paesi pian piano, sì, noi siamo circondati da supermercati e quant'altro, per cui sia edicole che tutti i servizi ci sono, e le persone purtroppo partono la mattina, ci sono tanti e tornano la sera, e noi non possiamo sopportare gli orari naturalmente che fanno loro, quindi insomma, però teniamo duro perché siamo rimasti in pochi. Senta, un'ultima domanda, il Friuli Set cinematografico anche a Pavia di Udine, a Lauzacco in realtà, insomma sono arrivate le cineprese con il commissario Montalbano, cosa ne pensa di questa notorietà, che può far bene o secondo lei lascia il tempo che trova? Oddio, non è che non c'è niente che lascia il tempo che trova, perché ogni esperienza e ogni cosa nuova secondo me portano dei risultati, ma se non altro di notorietà, o comunque l'importante è che se ne parli. Edicola Friuli finisce qui, l'appuntamento come sempre naturalmente è per venerdì prossimo. Grazie a Ghena per averci ospitato. Grazie a voi per la disponibilità. È stato un piacere. E se volete gustarvi un buon caffè, Pavia di Udine, sapete dove venire. Buona giornata!